Allora, per preparare questo lavoretto ti occorreranno dei vasetti di vetro. Noi stiamo riciclando quelli degli omogenizzati, ma vanno bene anche quelli delle marmellate, dei pesti, qualsiasi vasetto. L'importante è che abbia il suo tappo. Poi delle decorazioni da inserire dentro. Noi abbiamo scelto questo, c'è oggi una giornata troppo buia, è un piccolo presepe, un angioletto, e poi qui abbiamo dei piccoli personaggi in legno recuperati da non mi ricordo dove, che adesso incolleremo insieme. Acqua demineralizzata. E poi cosa abbiamo dimenticato? Questo Tappo, l'abbiamo di glitter e i glitter. Allora, io lo volevo fare con i glitter bianchi o comunque color argento, ma li abbiamo terminati perché sì, noi è vero. i glitter ce li mangiamo a colazione, capito? Allora, c'è troppo buio oggi in questa casa, più del solito. Perché oggi sta piovendo. Allora, procediamo con acqua demineralizzata, riempio quasi tutto il vasetto. Questo è anche troppo per questo qua che è grande e lo metto qui da parte. Uno per Leonardo, uno lo lasciamo un po' più vuoto, così. No, lascialo qui, dobbiamo mettere il glitter. Aspetta che... Ecco. Cosa significa? E ci mettiamo il Adesso. presepe qua dentro. Mm-mm. Io lo sapevo. Lo sapeva, Leo sapeva tutto. Allora, adesso glitteriamo la nostra acqua, mettiamo un po' di rosso qui, facciamo di 3 colori diversi, un po' di oro qui, un po' di oro là. un po' di rosa, ma sì, abbondiamo. Adesso mescoliamo un po'. Che si sta inzuppando tutto. Si è inzuppato tutto, hai visto? Ah. Mescoliamo un po'. Nel frattempo io vado ad attaccare su ogni tappo una decorazione. Qui metterò un presepio, qui un angioletto, un presepio, un presepe. Anzi, noi abbiamo detto questo non lo mettiamo. Facciamo una decorazione con questi qua piccolini. Va bene, incollo e ci vediamo. Ok. Allora, abbiamo incollato i nostri personaggi ai tappi e adesso dobbiamo capire, sono tutti uguali, ce n'era uno diverso. Vediamo qua se indoviniamo il tappo giusto. Allora, l'angioletto dove lo mettiamo? Il giallo. Il giallo? Nell'oro? Sì. Vediamo se è il suo tappo. Il suo tappo. Sì. Wow! Vai Leo, inizia a shakerare. È chiuso bene? È chiuso bene? Aspetta che siamo storti. Allora, Raffaello, Babbo Natale dove lo mettiamo? Là. Nel rosa? Sì. Vediamo se si tappo. Leo, attenzione, non lo so. E voilà. Vai, shakera. E poi è rimasto il topolino col pinguino. Non lo so se è il suo tappo. Wow! Comunque l'effetto sorpresa sta gocciolando? Sì, sta gocciolando, non è il suo tappo, abbiamo sbagliato. No, l'ho avvitato male. Ecco. Adesso sì che va bene. Che sono carini! Allora adesso, che sono carini! Che voce scemina, vero amore? Sì. Allora adesso decoriamo il tappo con gomma eva o nastrino, fiocchettino, insomma. O possiamo anche semplicemente colorarlo. Dove lo mettiamo? La nostra, per esempio, non l'abbiamo messo, amore, qua, guarda. Ora troviamo un altro vasetto e ne facciamo un altro per papà. Adesso decoriamo il tappo
e poi i nostri paesaggi innevati, senza neve ma con tanti glitter, sono pronti.